Adesso, io mi sono spesso immaginato che se non avessi le formule della preghiera, quelle che abbiamo imparato, non so, Padre Nostro, Ave Maria, il Gloria, tutte le preghiere che conosciamo, se non avessimo il libro dei Salmi, se non avessimo la scrittura, per modo di dire, è un'ipotesi assurda, se non conoscessimo le formule della messa, come faremmo a pregare? Io vorrei che faceste una prova. Provate a pregare 10 minuti, un quarto d'ora il Signore senza dire nessuna delle cose che sapete a memoria. Provate, proviamo. E lì verrebbe fuori a che livello è la nostra preghiera. In realtà anche noi siamo come gli apostoli quando hanno chiesto a Gesù, perché loro vedevano i discepoli di Giovanni che pregavano e loro non sapevano come pregare. Ha detto: insegnaci a pregare. E lui gli ha insegnato il Padre Nostro, che è la preghiera esemplare, cioè quella che è il modello di tutte le preghiere. Ma sul Padre Nostro mediteremo la prossima settimana. Io parto oggi dalla preghiera di Maria, che è poi il Magnificat, l'unica preghiera di Maria che ci è arrivata, è la più grande, la più complessa, e appunto il Magnificat, la più bella. È un po' una preghiera anche questa che può aiutarci a capire come si prega. Anche perché c'è una cosa, provate a pensarci bene, la preghiera che noi diciamo alla Madonna, quella classica che tutti sanno, anche i bambini, è, attenti, è così, è semplicissima, è composta da due parti. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo Gesù. Prima parte. Cos'è? È un collage di citazioni bibliche. Sono tutte più o meno tolte dal Vangelo di Luca. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, l'angelo Gabriele. Tu sei benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Elisabetta a Maria nella visitazione. Bene, si è preso delle frasi bibliche e si è messe assieme. È come se noi dicessimo a Maria, prima di iniziare a pregare, diciamo: guarda che sappiamo chi sei. La cosa è interessante perché, vedete, quando tu preghi qualcuno, devi sapere chi è quello che preghi, perché se non lo sai è un disastro. Magari ti puoi dirigere a uno che è, invento, il demonio pensando di pregare Dio. Ecco perché quando noi preghiamo la Madonna diciamo chi è. È come se dicessimo: guarda che sappiamo chi sei, guarda che noi crediamo questo e questo e questo di te. Seconda parte della preghiera a Maria, stranissima. Mentre la preghiera del Padre Nostro ha 7 richieste, quella della Madonna ha Santa Maria, poi ci mettiamo il titolo del Concilio di Efeso, Theotokos, Madre di Dio. Basta. Prega per noi peccatori, basta. Non diciamo nient'altro. Noi diciamo: aiuta i nostri malati, soccorri i nostri poveri, ma che? Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa preghiera fatta in questo modo, cioè noi diciamo alla Madonna chi è, diciamo: sappiamo chi sei, ti chiediamo di pregare per noi, basta. È impressionante questa cosa. Perché in realtà chi va dalla Madonna gli chiede un sacco di cose. Basta vedere le candeline accese di fronte agli altari della Madonna, migliaia sono. Basta vedere Lourdes, basta vedere Fatima, basta vedere una cosa incredibile. No, prega per noi peccatori. Cosa vuol dire? 2 cose: che lei prega bene, sa pregare. E sa pregare a favore di chi? Anche nostro. E pregare cosa vuol dire? Parlare con Dio. Tu che sai parlare con Dio, parla di noi a Dio, basta, è sufficiente. Guardate che questa cosa veramente impressiona. Allora, se una sa pregare così bene, impariamo da lei. Ecco il Magnificat. Stamattina vedremo il Magnificat, la prossima volta il Padre Nostro, la terza volta vedremo alcune preghiere, soprattutto il Nunc Dimittis, quello del Simeone del Tempio, che è bellissimo, e altre piccole preghiere che però sono forti, pregnanti. Maria, il Magnificat, lo conosciamo a memoria, l'avete recitato a memoria, però
è interessante studiarlo bene. Allora, prima di tutto, due parole. Gli studiosi, se voi andate a vedere il commento e il Magnificat dei vari esegeti, non è che ci tirate fuori granché. Io il più bel commento che ho letto sul Magnificat, incredibilmente, è di Lutero. Lutero che è un protestante, però ha sempre parlato in maniera, almeno il primo Lutero, in maniera grandiosa della Madonna. E questa preghiera la esalta in un modo impressionante, la commenta in un modo impressionante. Poi non so, c'è commenti di Sant'Ambrosio, Sant'Agostino, i grandi santi. Dall'esegesi moderna te che tira poco. Dicono tutti che il commento, cioè che il Magnificat è una preghiera che Luca ha messo assieme citando frasi dell'Antico Testamento. È vero, è vero. Nell'Antico Testamento c'è un inno che assomiglia molto al Magnificat ed è quello che Anna fa nel Tempio e che più o meno ripercorre la stessa struttura. Nel primo libro, aspettate, perché non ricordo tutto bene, nel primo libro di Samuele, il Cantico di Anna, andate a vederlo, è al capitolo 2, più o meno ha la stessa struttura. Ma dire che la Madonna non abbia detto queste cose, ma l'abbia dette Luca, non è vero. È 2000 anni che noi attribuiamo questo cantico a Maria. È suo, basta, stop. È suo. E lì dentro la Madonna esprime il meglio di sé. Ma vediamo la struttura del canto. È semplice la struttura, molto semplice. Ve la ripeto, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, questo è l'esordio. La Madonna parla in prima persona, dice io, solo che non dice io esulto il Signore, magnifico il Signore, no, l'anima mia, la parte più profonda. In greco c'è scritto e psiche mu, cioè la psiche, l'anima di me. Potremmo dire che i tre livelli della persona, i tre livelli sono il corpo, il fisico, la psiche, no, che è la parte, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, tutto quello che si muove dentro di noi. Terzo, l'anima, che è quello che ci collega con Dio, tutto magnifica il Signore. Poi vediamo cosa vuol dire. E il mio spirito, pneumamu, cioè lo spirito di me, esulta in Dio mio Salvatore. Allora, magnifica, esulta, due verbi. L'inizio è quello. Prima cosa che ci dice, ecco, vi dico subito, come inizia la preghiera? Sempre con una lode. Quando uno inizia a pregare in modo cristiano, loda, ringrazia, cioè è contento, esulta. Se noi andiamo e nella preghiera mettiamo anzitutto i nostri problemi, iniziamo male. Perché? Ecco, subito dopo, se voi notate, questo è l'esordio. Inizia lodando, inizia dicendo la propria gioia. Per cui la preghiera inizia sempre con un canto di lode e di gioia. Anche quando si è afflitti, anche quando si è tristi, sì, perché io sono nei problemi, ma qualchedun altro dai problemi mi toglierà. Ecco perché lo lodo e lo ringrazio. Sono sicuro di quello. Primo. Secondo, la seconda parte è legata al perché. Maria spiega il perché è contenta, perché loda Dio. E qui ci sono i perché suoi, di lei, e poi si amplia tutto l'orizzonte e diventa il perché di tutto il mondo. Vediamo un po' di capirlo. Perché, primo, ha guardato, chi ha guardato? Dio. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Due punti. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vediamo un po'. C'è una serva, doulé in greco,
umiltà, tapeinosis, tapeinos, tapino, la tapinità, la miseria, il niente della sua serva. Dio l'ha guardato e d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vediamo di capire dopo, ve lo spiego. Perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Uno potrebbe, leggendo questa cosa, dire: ma chi crede di essere questa qua? In realtà è impressionante, perché lei sa di non essere niente, ma manifesta un atteggiamento profondamente religioso e cristiano. Sapete qual è l'atteggiamento religioso e cristiano? Lo stupore, che è quello di dire: come mai io che sono niente, Dio in me ha fatto queste cose così grandi? Guardate che è un po' quello che vorrei dirvi, quello che succede anche stando nel patronato. Uno dice: io non sono capace di fare queste cose, perché le faccio? Io non ho i soldi per fare queste cose, perché li ho? Io non ho una parrocchia con dietro la gente, perché si è riempita la chiesa stamattina? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, il soggetto non è Maria. Non è Maria che ha fatto grandi cose, è l'Onnipotente che ha fatto grandi cose in lei. Ecco il primo perché. Il secondo perché? Maria abbandona se stessa, non parla più di sé e parla delle grandi cose che Dio ha fatto. In chi? Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ecco, comincia, le grandi cose, ha spiegato la potenza del suo braccio. Primo, ha disperso gli superbi, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha deposto i potenti dei troni, ha innalzato i miseri, ha soccorso Israele suo servo. 7 verbi, 7, dopo li vediamo, che riguardano tutte le categorie. Una roba da mancare il fiato. Notate che i 7 verbi sono tutti in greco, tutto il testo è in greco, noi lo studiamo in greco. Sono tutti in un tempo che in italiano non c'è. Si dice in greco aoristo. L'aoristo si traduce in italiano col passato remoto. Difatti, San Gerolamo, quando traduce il latino, dice deposuit, passato remoto, perfetto, dicono i latini, deposuit potentes de trono, no? E innalzò gli umili, quel che è. Passato remoto, ma non è un passato remoto puntuale, cioè vuol dire una cosa che è capitata una volta, ma un passato che continua a ripetersi. L'aoristo è quello. È un passato remoto che però è già avvenuto, ma continua ad avvenire fino adesso e continuerà ad avvenire fino alla fine. Vedremo cosa significa. E alla fine Maria cosa fa? Maria si aggancia non solo alla visione del mondo, tira dentro tutti nella sua preghiera Maria. Che bello che è questa cosa. Noi nella nostra preghiera tiriamo dentro agli altri. O ci stiamo dentro solo noi e i nostri cari? Tiriamo dentro gli altri, Maria tira dentro tutti. Gli umili, gli affamati, quelli che non contano nulla, tapeimus, proprio i miseri. Tutti li tira dentro. E alla fine la conclusione. Abbiamo detto, inizia lodando, spiega il perché riferito a lei e riferito agli altri, tirando dentro tutti. E alla fine cosa fa? Maria non si vede più isolata, ma si vede nel contesto del popolo di Israele, come aveva promesso ad Abramo, nostro padre, e alla sua discendenza per sempre. Maria si unisce a tutto il popolo, al popolo che Dio ha redento e Dio che ha scelto. La preghiera personale di Maria diventa ecclesiale, diventa del popolo, diventa di tutti. Perciò c'è una struttura molto chiara. Si parte
proclamando una beatitudine, una felicità, una gioia, un ringraziamento. Secondo, si spiega il perché. Maria lo spiega per sé, quello che ha fatto Dio per lei. Secondo, quello che Dio sta facendo nella storia del mondo, con tutti, con tutti. Terzo, Maria di nuovo recupera il legame col suo popolo e non diventa lei e basta, ma diventa unita a tutto il popolo. È la preghiera che diventa ecclesiale. La preghiera non solo mia, la preghiera di tutti. Ecco la struttura. Già su questo c'è parecchio su cui riflettere. Vi butto lì alcune cose. Nella nostra preghiera cosa prevale? È la lamentela o il ringraziamento? La richiesta o l'accettazione? La certezza che Dio compie le sue promesse o la tristezza perché Dio non compie le sue promesse? La preghiera ci aiuta a vedere le cose con gli occhi di Dio o continuiamo a leggere le cose con gli occhi nostri? La preghiera ci chiude o ci apre? Ho notato una cosa che mi ha impressionato. Ci sono persone che pregano moltissimo. Ogni tanto io sono in qualche santuario, mi chiedo di andare, faccio una preghiera oppure suggerisco una riflessione. Quelle persone che pregano moltissimo sono di solito così molto concentrate. Quando tu parli, i sei negoto. Sono dentro nel loro mondo. Non riesci a portargli dentro qualcosa d'altro. E sembra che cerchino qualcosa che confermi le loro idee e convinzioni e che soprattutto non li disturbi immettendo qualcosa. Per esempio, molti si preoccupano quando pregano del fatto che hanno le distrazioni. E io sono arrivato a dire, meno male che ci sono. Perché le distrazioni, cosa vuol dire? La vita. La vita. Cioè tu stai pregando e intanto c'è la vita. Ti entra dentro. Ma è quello che il Signore vuol farti capire. Che o tu porti dentro la vita, dentro nella tua preghiera, o diventa una preghiera disincarnata. È una preghiera che non ha più effetti poi sulla vita personale. Io rimango sempre impressionato quando pregano i musulmani. Pregano molto bene, molto meglio di noi. Se uno sta pregando, attenti, ma non parlo di adulti, ragazzi, giovani. Se uno è concentrato nella preghiera e se tu vai a chiamarlo, non ti risponde. Se suona il telefono, non risponde. Lui vede solo la preghiera. È concentratissimo. Una volta in un corridoio qua, di notte non funzionava la luce nel corridoio, stavo andando lì, era buio, ho inciampato uno, sono caduto giù, stava pregando sul tappetino. Lui non si è mosso, ha detto scusa, ma non mi ha neanche risposto. Concentrati completamente su quello. Ammirevole. Cosa gli manca una preghiera così? La vita. La vita non è ordinata come la preghiera, non è precisa come la preghiera, non è pulita come la preghiera. E a volte sembra che se lasciamo entrare dentro la vita nella nostra preghiera, la preghiera scade. Maria ha fatto entrare tutta la vita del mondo nella sua preghiera. Tutta. E cosa fa? Prende questa vita, la rilegge, ecco qua fa la preghiera, alla luce, dopo lo vediamo, dopo leggiamo versetto per versetto, alla luce di Dio e la restituisce come speranza e come novità. Ecco cosa vuol fare la preghiera. Lodare, lasciare entrare la vita, spiegare il perché io lodo, perché Dio ha fatto grandi cose. Ecco, accorgetevi che Dio fa grandi cose in voi.
C'è una preghiera troppo moralista. Non ci accorgiamo delle grandezze che Dio fa per noi. Una preghiera troppo lamentosa. Una preghiera che ha perso lo stupore. Queste cose in Maria ci sono tutte, ma vediamo adesso di capirlo una per una. Iniziamo. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Vale la pena di sentire il testo greco. Kaiepem Mariam. E Maria disse, Megalunei e psychemu ton curium. L'anima mia magnifica il Signore. Megalunei, magnifica, e psychemu, la psiche, cioè l'anima di me, il Signore, ton curium, il Signore. Kai, egaliasen to pneumamu e pitotheo to suterimu. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Vediamo un po' di capire. La prima cosa che fa Maria, due verbi, megalunei, cioè magnifica. Magnificare vuol dire, magnum facere, vuol dire rendere grande. Ecco qua, un grande filosofo del secolo scorso, che è finito in manicomio, ed è morto poi pazzo, ma che era tutt'altro che pazzo. Forse è il più grande che ha parlato di ateismo nel modo più serio. Friedrich Nietzsche, nel libro Così parlò Zarathustra, ha un capitolo sull'ultimo uomo, descrivendo l'ultimo uomo, che siamo noi, È incredibile perché lui, 100 anni prima, aveva previsto quello che saremmo diventati. Parlando dell'ultimo uomo dice, testuale, la terra, allora, futuro, sarà diventata piccina. Voi pensate che nel 1800 per fare il giro del mondo ci volevano 80 giorni. No, famoso romanzo. Ed era già molto, velocissimo. Chiaro? Sembrava già una conquista. Nel 1900 con noi, se tu prendi un aereo lo fai in 24 ore, in 30 ore, in un giorno e mezzo. Io da qui alla Bolivia, 15.000 chilometri, c'è un terzo della circonferenza terrestre, lo fai in 16 ore, 17 ore, 18, compresi gli scavi. Di volo sono 15 ore via. Per cui 15, 30, 45 via. Un giorno e mezzo o 2 giorni tu hai fatto il giro del mondo. La terra è diventata piccina, attenti e su di lei saltellerà, mamma mia che presa in giro, saltellerà l'ultimo uomo che rimpicciolisce ogni cosa. Tutto quello che l'ultimo uomo tocca lo fa diventare piccolo. Tutto. Una delle cose, dei rimproveri che io faccio al mondo moderno è quello di rimpicciolire tutto. Ci sono alcuni atteggiamenti tipici dell'uomo d'oggi, nostri, che non sono religiosi e che sono una perdita della fede. Primo atteggiamento, il sospetto. Il sospetto. Gli americani hanno fatto sicuro, però dire che le torri gemelle sono state buttate giù dagli americani per fare la guerra vuol dire proprio essere paranoici. Il sospetto. Il sospetto. Secondo, il risentimento. I risentiti sono quelli che una cosa grande la fanno diventare piccolissima. E il risentimento oggi domina. Mi diceva un papà che suo figlio, un papà cinquantenne, che suo figlio lo accusava, trentenne, di averlo messo al mondo senza avergli chiesto il permesso, certo. Forse avrebbe fatto meglio a chiedere, perché sapere che nasceva un figlio così stupido era meglio non metterlo al mondo. Forse che
Ma sarà possibile? Dio è diventato una specie di etichetta da buttare via. Le grandi cose lasciamo perdere. La natura è una questione ormai di interventi di tipo tecnologico per impedire che si distrugga dopo che la tecnologia e la scienza l'hanno distrutta. Anzi, è proprio dei che nega. Dopo aver reso piccole le cose, è inutile tentare di farle diventare grandi. La preghiera cosa fa? Fa diventare tutto grande. Grande te che preghi, grande gli altri per cui preghi, grande Dio a cui dirigi la preghiera. Megalunei, magnificat, ingrandisce, rende grande. Ecco il primo atteggiamento. Se tu con la preghiera non ingrandisci la tua vita, la tua storia, le tue cose, tu non preghi. Non preghi. Non stai compiendo niente di buono. Seconda cosa, esulta. Esultare vuol dire proprio essere contenti. Il mio spirito è in Dio, mio Salvatore, soterimu, mio Salvatore. Dio è Signore, magnifica perché c'è il Signore, e esulta perché c'è il Salvatore. Quel Signore è il mio Salvatore, è colui che mi salva. Ecco la prima cosa della preghiera. È lode, è esultanza, è gioia. La preghiera deve aprirti alla gioia. Un consiglio: quando entrate in chiesa, portate pure dentro la vita, meno quelle cose che vi preoccupano troppo. Perché le preoccupazioni cosa sono? Sono, provate a notare la parola, preoccupazioni. Prima, occupazioni, uno che si occupa. Io mi occupo di una cosa prima che capiti. E se mi capita che prendo il Covid, vabbè, che problemi che hai, fatto anche me. Ci sono due possibilità, o muori o ti risani. Ma tutte e due le possibilità prima o dopo si verificheranno nella tua vita, per cui accetta tranquillamente l'uno e l'altro. E non impazzire. Le preoccupazioni tolgono spazio alla preghiera, la rendono asfittica. Porta dentro le cose belle. C'è qualcuno che ti vuole bene, porta dentro quello. Vuoi bene a qualcuno, porta dentro quello. L'atteggiamento iniziale della preghiera è questo. È bello, lo ripeto, l'anima mia magnifica, rende grande il Signore. Signore vuol dire potente, Kyrios. Quello che diciamo noi, Kyrios è quello lì. Kyrie eleison, abbi pietà di noi. E il mio spirito esulta, esultare vuol dire saltare di gioia, in Dio mio Salvatore. A proposito, l'uomo di Nietzsche saltella, non salta, non esulta, non danza, saltella, così. Sapete perché Nietzsche subito dopo lo paragona alla pulce che saltella dappertutto e che rimpicciolisce tutto ciò che tocca, lo rende alla sua misura, è una pulce, lo rende alla sua misura. Terribile, eh? E guardate che Nietzsche era un ateo. Ha detto, noi abbiamo ucciso Dio. Sì, abbiamo reso l'uomo una pulce. Saltella, no, esulta. Perché? Adesso vediamo il perché. Primo perché, seguitemi bene perché è stupenda la cosa. Perché ha guardato, non c'è il soggetto, non c'è. Egli, chi è egli? Chi è che ha guardato? Dio. Kyrios, cioè il Signore, Soter, il Salvatore. Lui ha guardato, ha visto.
l'umiltà della sua serva. È interessante, umiltà, la parola umiltà viene da humus, terra. Umiltà vuol dire toccare terra. In greco umiltà è, attenti, formidabile, tapeinosis. Vi ricordate tutto? Me tapino, me meschino. Ecco, tapino, il tapino, è un tapino quello lì. Maria dice di sé che è tapina. Maria dice me sono igu. Cosa diceva Natanaele quando gli hanno detto che Gesù veniva da Nazareth? Maria era di Nazareth. Poi diceva, ma dai, scusa bravi, da Nazareth può venire qualcosa di buono? No, io non sono nessuno. Tapeinosis. Poi aggiunge al genitivo, della sua serva, tes dules autu. Serva, dule vuol dire schiava, schiava. Anticamente le signore che servivano in casa erano chiamate le serve, dopo un po' più gentili, domestiche, poi un po' più gentile ancora, colf, dopo collaboratrici domestiche, che lei. Si è sempre ingentilito. Lei va giù col termine peggiore, serva. Io ero una serva. E Dio mi ha guardata. A questo proposito il commento di Lutero, magnifico, magnifico, ecco cos'è la preghiera, commento di Lutero. Cosa dice Lutero? Stupendo, Dice, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva e fa, Dio è più in alto di tutti, è la persona che è più in alto. Sopra Dio non c'è nessuno, c'è Lui è il sopra. Al di sopra non c'è nessuno che può stargli, nessuno. Al massimo si può stare al piano di Dio, solo due ci stanno al piano di Dio. Il Figlio, Gesù, e lo Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito, lo stesso piano. Per cui Dio guarda attorno a sé e vede il Padre, scusate, Dio Padre vede il Figlio e vede lo Spirito. Ma poi è costretto a guardare in basso, perché tutti gli altri sono sotto. Tutti. E Lutero dice una cosa meravigliosa. Mentre gli occhi degli uomini sono altezzosi, cioè noi vediamo bene solo chi è davanti a noi, i vostri ragazzi guardano il campione, guardano Messi, guardano Ronaldo, guardano Fedez, guardano quella gente lì famosa, non guardano uno straccione nella stazione. Gli occhi degli uomini sono altezzosi, guardano verso le altezze. E Lutero dice che gli occhi altezzosi sono invidiosi, perché vorrebbero essere a posto di quelli che sono nelle altezze. Gli occhi di Dio invece cercano giù in fondo, e aggiunge una cosa bellissima. E quanto più in basso uno è, tanto meglio lo vede Dio. Tanto più in basso uno è, tanto meglio lo vede. Perciò Maria dice questo, che è quello che poi ha detto anche Bernadette, un'altra che ha capito tutto. Quando le hanno detto, ma scusa Bernadette, non sei neanche tanto bella, è piuttosto piccolina. Sei un ignorante, che ce ne sono pochi come te. Sapeva appena forse leggere e scrivere, ma neanche forse. Parlava non in francese, ma il patois, il dialetto. Ma chi sei poi tu? E lei ha risposto, la Madonna ha scelto la più ignorante di tutta la Francia. E se c'era una più ignorante di me, avrebbe scelto lei. Maria sta proclamando che lei è proprio l'ultima, ed è per questo che Dio l'ha visto per prima. Gli ultimi saranno i primi, perché Dio guarda verso il basso. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco perché d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non perché io sia beata, io non sono nessuno.
Lui mi ha innalzato, lui mi ha reso ciò che sono. Non sono io che ho voluto essere questo, lui mi ha reso così. Io sono tutto grazia di Dio, piena di grazia. Non c'è niente di merito mio qua, è tutto suo. Stupenda, eh? Ecco perché la Madonna è contenta. Qui facciamo una pausa, vediamo, proviamo a parlare di noi. Perché noi ci lamentiamo spesso nella preghiera e non riusciamo a essere contenti? Probabilmente perché pensiamo di dover essere a un certo livello e scopriamo di essere a un livello più basso che non ci meritiamo. E allora siamo scontenti perché vorremmo essere un po' più su. Maria si è messa giù in fondo. E quando lei vede che qualcuno l'ha tirata su, dice: mamma mia, cosa mi sta succedendo? La preghiera cristiana è preghiera di lode perché vede le meraviglie che Dio ha compiuto nelle persone. Io in Bolivia vi posso dire una cosa. Ho capito, quando vedevo la gente che viveva nella miseria e tutto, ho capito che io avrei potuto fare tante cose belle, ma anche diventare un delinquente, un pervertito, un qualsiasi cosa. Tutto potevo diventare. Però ero un prete. Riuscivo a fare cose buone. La gente queste cose buone le attribuiva a me, ma io sapevo che non erano mie. Sapevo che qualcuno mi aveva guardato e che le cose succedevano perché lui mi aveva guardato. E da allora in poi non ho avuto più paura di niente. Ecco perché Maria loda, perché Dio l'ha guardata. E lo sguardo di Dio, come la parola di Dio tutto è. Pasolini un giorno per darvi l'idea, parlando di Madre Teresa di Calcutta, l'aveva conosciuta molti anni fa, perché tutti ormai sono morti a tempo, ha detto di lei una definizione fulminante: quella donna lì, tutto quello che guarda lo vede. Dio è così. Tutto quello che guarda lo vede. E lo vede perché lo ama. Lo vede perché gli vuol bene, lo vede perché lo valorizza. La cosa che a me ha stupito di più di Dio nei miei confronti non è che mi voglia bene, vabbè, certo, anche mia mamma mi vuole bene, anche mio papà mi voleva bene, eccetera. Non è quello. Ma che Dio mi stima. Come mai? Non merito la stima di Dio. Mi ha stimato a tal punto che mi ha reso cristiano, prete, missionario, superiore del patronato, tutto quello. Ma perché? Mica me lo meritavo. Perché io stamattina sono qui a parlare a voi. Mica sono credibile io perché voi mi ascoltiate. La Madonna si stupisce di questo ed è per quello che è contenta. Cosa mi sta succedendo? Io ho già fatto il mio progettino. Con chi? Con Giuseppe, vabbè, la mia vita era quella. No, divento la madre di Dio. Divento la prima delle donne. Divento la più grande delle creature, ma io non sento niente. Tutto ha fatto Lui. Ecco lo stupore. Perché? E qui si amplia lo sguardo di Maria, non parla più solo di sé, perché la misericordia di Dio, eleos tu theu, la misericordia di Dio, si stende di generazione in generazione su tutti quelli che lo temono. Cosa vuol dire temere Dio? Rispettarlo, amarlo. Il timore di Dio non è la paura. E rispetto. Su quelli che lo temono, la misericordia è un mare infinito, come diceva Bernarosso. Che bello fino adesso. Allora,
Il canto è pieno di stupore per le meraviglie operate da Dio. E una delle cose che sono difficili qua è di far capire alla gente quanto valgono. Ieri a mia capila, non la vogliono capire. Quando gli dico guarda che quello che faccio io lo puoi fare anche te, non ci credono. Ma tu sei tu, ma cosa volete che io sia? La cosa che mi è pesata in questi anni è più di convivere con uno come me. Eppure Dio ha accettato di convivere con uno come me. E ha fatto cose che hanno stupito anche me. Questa è la fede, questa è la preghiera. Ma a questo punto c'è il secondo perché. Non basta questo l'ha fatto per me. Ma siccome l'ha fatto per me che ero l'ultima, guardate cosa ha fatto per tutti. Non cosa farà, Attenti. Il verbo, i 7 verbi che adesso vi dirò, non sono al futuro, farà questo, farà quell'altro. Avete notato che tutti i verbi della politica sono al futuro? Tutti. Nessuno ti dice cosa ha fatto, ti dice cosa farà. E vince le elezioni su quello che farà, ma il futuro non c'è. Come fai a dare credito a uno che ti parla in futuro? Vedrà, potete se bude fare. Dio parla in passato. 7 verbi, uno più bello dell'altro. Vediamo un po' quali sono questi verbi. E amplia lo sguardo a tutto il mondo. Primo verbo, epoiesen. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Dio si mette in piedi, spiega la potenza del suo braccio. Il braccio è simbolo di forza. Cioè Dio ha messo in atto tutta la sua potenza. Guardate, appena Dio spiega la potenza del suo braccio, cosa succede? Mamma mia, si rivoluziona tutto, cambia tutto. E poi è aoristo, passato, che però continua nel presente. Ha già fatto Dio queste cose, Una delle cose che io rimprovero alla Chiesa è che anche lei ha cominciato a parlare troppo al futuro come i politici. Non parla più al passato, Dio ha fatto, ma noi faremo. 2. Dio ha fatto, per questo noi possiamo fare. C'è nel commento all'episodio di Zaccheo di Sant'Agostino un commento meraviglioso, dove Gesù passa sotto il sicomoro e c'è su questo nanerottolo ricchissimo e potente che si chiama Zaccheo. Lo chiama, lo vide e lo chiama. E Sant'Agostino dice, vidit Jesus, cioè Gesù l'ha visto, vidit, et Zaccheum visum est, cioè siccome Dio l'ha visto, lui è stato visto e può vedere. Addirittura dice il contrario, lui può vedere perché è stato visto. Noi possiamo fare del bene perché il bene che noi facciamo Dio l'ha già fatto. Io il bene che faccio qua con voi, con il vostro aiuto, al patronato, Dio in realtà l'ha già fatto. Ecco perché lo posso fare. Ed è quello che dice Maria. Non siamo noi che facciamo il bene, è lei, è lui il Signore che fa bene. Il protagonista di questi versetti è tutto e solo Dio. Lei proclama ciò che vede. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Dio si alza, spiega la potenza del suo braccio, cioè stende il suo braccio e si scatena tutto. Secondo, Diescorpisen ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Vediamo un po'. Superbo. In italiano super ti dà l'idea di uno che è più di quello che è. In greco è molto bello perché è hyperphainus. Phaino vuol dire apparire.
über, sopra, quelli che appaiono più di ciò che sono. Letteralmente andrebbe tradotto i palloni gonfiati. Come si fa a sgonfiare i palloni gonfiati? Con uno spillo. Con uno spillo. E guardate il verbo che usa Dio. Disperse. Dio soffia e fa volar via i palloni gonfiati. Qual è il difetto peggiore di tutti, dei vizi capitali? Il primo, se avessimo scritto noi avremmo messo al primo posto che so io, la lussuria. No, la lussuria è al terzo o quarto. Primo, superbia. Si va all'inferno non per la lussuria, per la superbia. Diceva uno, Foà, che i malvasi, non so, i mafiosi o quelli, i tiranni che hanno sbagliato, lui parlava di Pinochet. Va bene, hai sbagliato, riconosci, ho sbagliato. Ma che? Difendono la loro azione, fino all'ultimo la difendono. Ho fatto un sacco di errori. Hitler, per non riconoscere che aveva sbagliato, si è ammazzato e ha fatto ammazzare i suoi collaboratori. Ecco, l'inferno. La superbia è quando tu vedi Dio, vedi che Lui è Dio e c'ha ragione, e tu dici, no, c'ho ragione io. Sono gli unici che resteranno fuori dal paradiso perché sono superbi, sono inconvertibili, non si lasciano convertire. Sapete qual è il vizio peggiore del nostro mondo occidentale? La superbia. Non è la mancanza di solidarietà, perché ce n'è tanta. Non sono i peccati del sesso e per istasi. Non è quella roba lì, è la superbia. Gli africani che sono qua, eccetto quelli che si sono occidentalizzati, hanno tutti i difetti ma la superbia non ce l'hanno. Dopo si diventano nordamericani, diventano superbi anche loro. E vorrebbero riscrivere la storia. Perché la prima cosa che fanno i superbi è di pretendere che la storia sia come dicono loro. E buttano giù le statue. Ragazzi. Di Escorpisen ha disperso. Ma guardate che la Madonna, quella ragazza lì dice cose spaventose, potentissime. Dio entra in campo, sbaraglia tutto. Terzo, Capeilen ha rovesciato. Chi? I potenti dei troni. Rovesciati. Attenti subito dopo l'altro verbo. Ipsosen ha innalzato. Chi? Gli umili. Uno potrebbe dire, ascoltate, facciamo un esempio così. I potenti sono qua, gli umili sono qua. La rivoluzione cosa fa? Fa così, mette gli umili sopra, i potenti sotto. No, Dio non fa la rivoluzione. Rovescia i potenti dei troni, ma non innalza gli umili portandoli al posto dei potenti. Li lascia umili. Gli umili sono quelli che non occuperanno mai il posto dei potenti. Semplicemente Dio dà il governo del mondo a loro. Molte volte, io quando ero in Bolivia mi sono accorto che molte volte noi volevamo semplicemente fare la rivoluzione. Ecco perché alcuni preti desideravano a tal punto fare la rivoluzione, cioè rovesciare la situazione, che hanno preso in mano i fucili, Camillo Torres e altri. Non è quello che Dio vuole. Semplicemente c'è un altro modo di vivere, l'umiltà, che rifiuta il potere e che adotta il servizio. I potenti nella loro altezza non vengono sostituiti, vengono abbassati e basta. E gli umili, Dio affida il governo del mondo agli umili e lo affida in un modo misterioso. Nessuna invidia per chi sta sopra. Quante volte mio papà, che era un umile sarto,
mi ha sempre detto: non invidiare mai chi è più ricco di noi, perché o è ricco perché se l'è meritato e perciò è inutile invidiarlo, dire che è stato bravo, o è ricco perché ha rubato ed è inutile invidiarlo perché ha rubato. Stai al tuo posto, troppa invidia c'è in giro, E l'invidia fa la rivoluzione, ma non cambia le cose, Quando quelli che sono sotto vanno sopra, non è mica detto che migliorino, possono anche peggiorare. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, Enepresen ha ricolmato, e questo è un verbo difficile, exapesteilen, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Cosa vuol dire rimandato i ricchi a mani vuote? Che i soldi dei poveri, dei ricchi, li ha dati ai poveri? No, non è necessario. Semplicemente i ricchi si sono accorti che i soldi che avevano accumulato erano come foglie morte. Non servivano a niente. Che ciò a cui avevano creduto gli si è svanito fra le mani. A me impressiona molto da questo punto di vista, facciamo una piccola considerazione. Apro una parentesi e la chiudo subito. La Chiesa bergamasca nel dopoguerra, dal dopoguerra a adesso, si è data una struttura di base, parrocchie, oratori, centri. Mamma mia, cosa ha fatto assieme, è una cosa impressionante. Impressionante. Anche nella più piccola parrocchietta c'è tutto. Le pieni di strutture della Chiesa. Non è che la Chiesa sarà diventata troppo ricca per meritarsi l'aiuto di Dio. E pensavamo, costruendo le strutture, di riempirle, Dio ce le ha svuotate. È così, Ricordatevi che non c'è un capovolgimento, È veramente Dio che fa fuori un certo mondo e ne fa emergere un altro. Ha soccorso Antelabeto, ha soccorso Israele, il suo servo. C'è in atto una potenza impressionante di Dio che lavora per il beneficio del suo popolo e che mette in atto non una rivoluzione, cioè un capovolgimento, no, ma un cambio completo, per cui quelli che dominano alla fine non dominano più. Ma pensate una donna di 16 anni, 17, non so quanti avrà avuti, che dice una cosa così, nella preghiera. La rivoluzione Dio la già sta facendo. Noi ci preoccupiamo troppo di cambiare il mondo quando è Lui che lo cambia. Dovremmo andargli dietro e fare quello che ci dice Lui. Andargli dietro e fare quello che dice Lui. Fare solo quello, basta. Altrimenti adottiamo il discorso dei politici, uguale. E molte volte ormai quando la Chiesa parla sembra che parli con la bocca dei politici. Anche sul fatto del clima che adesso sta imperversando, la Chiesa dia motivi di speranza. Anche sul fatto dei poveri che ci sono, la Chiesa non ne parli con angoscia. Io continuo a dire che i poveri servono a questo mondo, non i poveri, quelli che morde fame, quello bisogna risolvere il problema. Ma il giorno che la Chiesa, state bene attenti a quello che dico perché è importante, il giorno che il mondo abbia risolto il problema della povertà e tutti abbiano il reddito di cittadinanza, tutti, per cui più nessuno faccia la fame, i cristiani sono pregati di diventare poveri. Perché una certa povertà salva il mondo. La ricchezza lo distrugge, lo dice qui Maria. Difatti la parte più genuina della Chiesa, quando riforma la Chiesa, parte sempre dalla povertà. San Francesco, San Benedetto e gli altri.
Capite che allora la visione che Maria ha è globale, c'è dentro tutto, e tutto entra dentro, tutto, il mondo, i suoi problemi, la storia, le difficoltà. Come legge Maria tutto questo? Con una enorme fiducia e speranza. Dio sa tutto, Dio sta mettendo tutto a posto. Dio ha già iniziato a sistemare il mondo e noi, se collaboriamo con Lui, lo sistemeremo tranquilli. Tranquilli. È molto sereno questo brano, è terribile quando parla in questo modo, ma è anche sereno, è una che parla con certezze. Perché Maria parla così? Lo dice molto bene Bonhoeffer, il quale afferma una cosa. Dio non compie, attenti che è stupendo, Dio non compie tutti i nostri desideri. Dio però compie tutte le sue promesse. Se lo compirà, basta, tranquilli. Le cose non vanno come voglio io, vanno come vuole Lui e va bene così. È quello che dice Maria. Ultima cosa. La conclusione della preghiera qual è? Un momento, abbiate pazienza che arrivo. Antelabeto io Israel paidos autu, mne tenei eleos, καθώς ελάλησεν προς τον πατέρα Σεμών, το Αβραάμ καί το σπέρματι αυτού eis τον aiuna. Come ha promesso Israele suo servo, e Abramo e la sua discendenza per sempre. La conclusione di Maria, bellissima, e anche questo dovremmo fare noi nella preghiera. Maria unisce la sua voce, finora ha parlato lei, la unisce a quella di tutto il popolo. È come se dicesse: guarda Signore, che quello che io ti sto dicendo non lo dico io, l'ha detto da Abramo alla sua discendenza. Tutti. Io mi unisco alla voce di tutti quelli che credono in te, che ti pregano, che ti amano, che ti seguono, che ti onorano, che ti lodano, che sanno che tu ci sei. E a nome loro unisco la mia lode a quella. E su questo fatto permettete che vi dico una cosa. Ho scelto una volta alla settimana di andare al santuario qui di Stezzano a confessare, per non perdere la buona abitudine di spendere qualche ora nella confessione, perché qui dopo sei preso troppo nell'ingranaggio, non riesci più a dargli tempo alla gente. Invece lì sto lì tranquillo e confesso. Molti quando vengono dicono: prego male, perciò sono tentato di non pregare. No, piuttosto che prega male è meglio prega male. Piuttosto che non pregare è meglio pregare male. Anche perché, Magnificat, guardate cosa dice Maria. Quando io prego, la mia preghiera si unisce a quella di Abramo e la sua discendenza, tutto il popolo. Chi prega con me in questo momento? Milioni di persone. Chi prega con me in questo momento? Gesù, lo Spirito. Il Padre accoglie la preghiera, ma Gesù e lo Spirito pregano con me e in me. Chi prega con me? La Madonna e i santi. Chi prega con me? I miei genitori che sono morti, tutti i miei morti. Chi prega con me? Milioni di persone. Io cosa ci metto a questa preghiera? Lo 0,1, pochino, no? Gli altri ci mettono il 99,9. Risultato finale? 100. E Maria è quello che ci fa capire. Perciò, conclusione, mi fermo qua perché altrimenti vi stanco. Rileggete ora questa preghiera. Provate a vedere tutti i passaggi. La lode magnifica, rendere grandi, una preghiera che magnifica, rende grandi, non rimpicciolisce, rende grandi. Esulta, gioiosa, lascia perdere le preoccupazioni. Stai tranquillo, recupera la calma, stai sereno. Perché? Perché Dio ha fatto grandi cose in te. La cosa che io non riesco a capire è perché i nostri ragazzi non sappiano quello che Dio ha fatto per loro. Non lo capiscono.
Sono sempre così scontenti, ma che cos'è? Ma voi sapete cosa vuol dire la miseria? Voi sapete cosa vuol dire avere dei genitori che si prendono cura di voi? Voi sapete cosa vuol dire mangiare tutti i giorni? Voi sapete cosa vuol dire poter studiare? Ma siete impazziti? Ma perché siete tristi? Siete malati? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. E il suo amore si stende per secoli e secoli a coloro che lo temono. E dopo, la seconda parte, Maria tira dentro tutta la storia. I poveri, gli umili, gli affamati, gli assetati, i miseri, quelli che non conta niente. Lei è una di loro e parla a nome loro. E dice che Dio ha già cambiato le cose. E le cambierà. Non facendo la rivoluzione, ma cambiando il paradigma completo. E ultimo, Maria unisce la sua preghiera a quella di tutto il popolo. Provate, se volete vi farò avere un po' questi appunti, vi darò, ma provate a pensare un po', a riflettere su questa preghiera. Adottatela come stile di preghiera. Cambia così o così, Cambia da così a così. A me la soddisfazione più grande quando viene la gente in chiesa, sapete quale? Quando mi dicono ero entrato triste e esco contento. Secondo, ero entrato con delle domande, ho avuto le risposte. La preghiera è questa. La preghiera è questa. Il fatto che la Chiesa non sappia rendere contenta la gente e dare le risposte, suscitare lo stupore, non è un bel segno. Preghiamo per una Chiesa che recuperi lo spirito di Maria nella preghiera stessa. Grazie della vostra attenzione e buona giornata.